Al via mercoledì ieri sera alle ore 21 la nuova edizione stagionale di Target, il programma condotto da Giuseppe Moscato. Tra gli ospiti che hanno affollato il salotto di Target, diventato ormai un appuntamento importante nell'informazione televisiva siciliana, Enzo Abate, in rappresentanza dell'Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello, che ha presentato la nuova stagione concertistica 2020. Quindi Adriana Iacono di Erolingue, che ha accompagnato due ospiti, Kathleen Henderson e Casey Jensing, esponenti del musical Viva la gente, che si svolgerà il prossimo 2 novembre al Teatro Pirandello. Quindi lo skipper Andrea Barbera, appena rientrato da un mese di circumnavigazione della Sicilia, da solo in un piccolo e autonomo catamarrano, e ha voluto raccontare il suo viaggio. Quindi il sindacalista segretario generale dello SPI-CGIL, che domani venerdì alle 9 ha organizzato un convegno presso la sede del Parco di Agrigento dal tema La provincia di Agrigento tra spopolamento dei comuni, invecchiamento della popolazione, migrazione giovanile e risvolti socio-economici, dove vi parteciperanno tante personalità che avranno modo di approfondire le ragioni di una problematica di grandissima attualità. Un tema molto attuale e non è che lo stiamo facendo perché l'abbiamo scoperto noi. Devo dire che nel tempo io ho visto tante trasmissioni televisive, ma tanta stampa che ha incominciato a parlare di questi argomenti. L'invecchiamento della popolazione è ormai una cosa un dato statistico, scontata, evidente, perché ci sono delle statistiche che ne parlano benissimo di questo argomento. I giovani, se vanno via perché non trovano lavoro, spesso vanno non al nord, più spesso anzi, vanno all'estero. Di nuovo all'estero. Vanno a lavorare all'estero. Giovani laureati, quindi noi perdiamo non solo ragazzi che potrebbero essere il futuro della Sicilia, della provincia di Agrigento, ma perdiamo anche i cervelli, i migliori cervelli che se ne vanno fuori. Bene, poi... Quindi lo spopolamento è il frutto di questo.